Autrice che arriva da Rimini anche perché è uscito praticamente così 2 giorni fa il tuo nuovo CD. Stiamo parlando di Risveglio, ne parleremo con calma, ma adesso io vorrei un grande applauso per Elena Sanchi. Benvenuta, benvenuta. Benvenuta Elena, ti sei fatta accompagnare dal tuo chitarrista di fiducia, credo, perché presentiamo anche il tuo prode Nicolas Micheli, dico bene, Nicolas, benvenuto. Un applauso anche per Nicolas che... Allora insieme siete venuti a presentare qui al salotto praticamente questo nuovo lavoro che si chiama Risveglio, che se non sbaglio segue invece quello che era il tuo primo lavoro che si chiamava Cuore Migrante. Cuore Migrante. Sì, esattamente, il primo progetto è uscito nel 2015 e è stata una bellissima esperienza. Poi ho sentito appunto la necessità di scrivere una cosa nuova. E da qui è nato appunto questo nuovo progetto che si chiama Risveglio. Questo progetto che si chiama Risveglio, adesso tu stasera ce lo presenti Sì. così in versione acustica, unplugged, però Sì. credo che poi nel disco ci sono tutta una serie di arrangiamenti, di cose che Sì. chiaramente invitiamo ad andare a scoprire. È appena uscito, quindi insomma adesso comincerai a farlo sentire. Per noi è un piacere avere una sorta di Grazie anteprima qui di questo tuo lavoro. Con che cosa cominci e con che cosa ci fai entrare in questo Risveglio? Con Risveglio. Proprio con lui, suona la Sì, sveglia con lui, proprio. vai. Con Risveglio, la title track, signore e signori, Elena Sanchi. Passo dopo passo dentro al bosco dei lilla, nel profondo buio cerchi la tua identità. Un gufo millenario tiene libri di magia, vai verso la sua tana con in tasca una poesia e s'apre un varco in fondo al cuore, laggiù è un cielo fatato, si perde nel blu. Solitaria stella, dimmi la via, scaccia dal sonno la malinconia, illumina questa notte fino a terre perdute, dove trovare la profondità del mare nascosta dentro di me. D'un tratto cadono le foglie all'arrivo d'un temporale, mentre t'avvicini piano al cospetto del suo altare. Un gufo millenario tiene libri di magia, vai verso la sua tana con in tasca una poesia e s'apre un varco in fondo al cuore, laggiù è un cielo fatato, si perde nel blu. Solitaria stella, dimmi la via, scaccia dal sonno la malinconia, illumina questa notte fino a terre perdute.
sui ricordi ormai lontani. Grazie mille. Elena Sanchi, Elena, allora io diciamo non l'ho detto forse in maniera molto cantautrice riminese, ma tu arrivi proprio da Rimini, sei lì, vivi proprio lì in Riviera, in questo posto bellissimo, no? Io vivo in provincia, però vicino. Vabbè, però vicino al mare. Vicino al mare. Vicino sì. al mare, lo dici come fosse una cosa, qua non lo vedi come stiamo, vicino al mare, quindi cioè, diciamo si respira un'altra aria. Vorrei sottolineare il fatto che tu sei una cantautrice, quindi ti metti lì, scrivi musica e testo tutto da sola. Sì, E come ti esatto. metti lì col pianoforte, con la chitarra? Col pianoforte. Ah, quindi ti metti lì col pianoforte. Era troppo pesante, ho preferito portare Perché Nicola ormai che ci sono cammina da tutte. solo. Vabbè, certo, diciamo che sicuramente mangia un po' di meno secondo me il pianoforte lui, non che sia però... Quello Diciamo, non lo so, non soprattutto lo so. in giro ho scoperto che... È chiaro, quindi diciamo c'è stata anche lì una, come dire, i pezzi nascono sul piano e poi c'è stato un adattamento, diciamo, Sì, esatto. per la chitarra. E questo invece il prossimo brano Che mi piace comunque dire che è stato fatto da questo lavoro da Nicolas, quindi questo lavoro di arrangiamento sulla chitarra è stato fatto interamente da Nicolas. ti devi prendere tu la responsabilità, non l'ha scritta proprio lei così. Quindi se non vi piace è colpa sua. È colpa sua, era questo che volevamo dire, è chiaro, si sa come vanno queste cose. Esatto. Allora, senti, il prossimo brano invece è un altro estratto da Risveglio, sì, perché è appena uscito questo Sì. album. Si intitola In caduta libera ed è il brano che un anno fa ha lanciato questo nuovo progetto. Ho fatto una campagna di crowdfunding su Music Razer che si chiamava proprio In caduta libera e fortunatamente è stata superata con successo. Ah, e... tu ci sei riuscita, vedi Sì. che bello. Noi abbiamo fatto una cosa qua con noi, siamo stato un Allora, naufragio. totalmente no. È stato un naufragio. Beh, cosa facevi? Quindi mandavi tutti i giorni la cosa su Instagram? Dacci qualche ricetta, come si fa? Cioè, facevi tutti i giorni dei post, ti sei fatta sti sbatti qua? Sì, tante dirette. Tante così. dirette, Sì, tante sì, sì. dirette. Mi sono messa, volevo così mettermi alla prova in gioco fino in fondo, no? Perché il primo disco è stato, diciamo, raccolto da appunti di viaggio che avevo fatto da esperienze fatte in Africa, da 6 anni, diciamo, di esperienze fatte in Africa, quindi questo cuore migrante che ha Certo, viaggiato. ma ha viaggiato veramente, non era una cosa No. così di amori, No. no, proprio un viaggio. E invece qua, e quindi è stata la somma di un percorso che comunque sia si era concluso quando questo disco è uscito, perché in Sì. realtà è stato suonato e risuonato prima. Qua invece erano tutto nuovo. Per la prima volta, cioè no, forse la seconda, perché abbiamo fatto una data a Riccione venerdì, quando è uscito il disco. Questa è la seconda volta che proponiamo. Tu lo sai che Torino è una piazza facilissima, vengono sempre qua tutti quanti, c'è un pubblico, noi siamo calorosi. Infatti, no, però bellissimo, scherzo, volevo noi siamo sentire un ordinati, po' di però voglio dire, sai che aria torinese. se passi perché- di qua poi vai dappertutto, anche in Svizzera non c'è problema. Allora, senti, Bene. il prossimo brano... Quindi allora, in caduta libera. Caduta libera, avevamo detto, scusa, anche la mia Così, memoria per ormai è lasciare caduta le libera. paure per andare. Per andare, perfetto. Caduta libera, abbiamo qui Elena Sanchi. Dove sei? Come stai? Spero mi perdonerai. Dall'altra parte sento una voce. Sembri tu in controluce. Non piangere, non c'è motivo di fingere un destino di separazione, un salto nel vuoto, in caduta libera, attratta nell'orbita di una terra lunatica.
Elena Sanchi, ci arrivano anche messaggi da internet, ci scrivono, c'è chi nota anche la tua gestualità, dice che dolcezza, che gestualità, poi magari qualcuno anche che ti saluta, che magari ti sta seguendo da casa, non so se conosci Francesca, insomma un po' di amici così che sparsi qua e là per il mondo. Grazie. Ma del resto tu sei stata anche in Africa, chi lo sa, quindi diciamo potenzialmente in tutto il mondo, questo, visto che l'album precedente era Cuore Sì, Migrante, esatto. chissà dove può arrivare quello che stai facendo, e questo nuovo album che si chiama appunto Risveglio. Allora diciamo, adesso scusa se sembra un po' marzullo, però diciamo, se tu potessi scegliere dove svegliarti domani mattina, in che posto sceglieresti a sto punto, visto che parliamo di risvegli? Dammi una località, intanto al mare, al montagna, una grande città. Ma va benissimo Torino. Va benissimo Torino. Sì, Beh, mi piace un sacco. vabbè, guarda, Magari stasera se ci sarà occasione, no? Ci Come no? rincontreremo. Ma volentieri, guarda, volentieri. Poi questa è la stagione giusta anche per, come dire, risvegliarsi a Torino, che puoi neanche non far finta che sia giorno o notte, è sempre uguale, la luce è sempre uguale, c'è sempre nebbia, quindi diciamo è una situazione che va tranquillamente così scivolando. Continuano ad arrivare messaggi e noi li lasciamo, Saluta. che intanto li salutiamo così in diretta. Il prossimo brano è ancora un estratto da questo tuo nuovo lavoro? Sì, è un singolo che è uscito un mese fa appunto per lanciare questo nuovo progetto, si intitola Rimini. È la mia Rimini. Io mi sono sempre sentita un po' straniera in questa città dove in realtà sono nata. E appunto questo risveglio è voluto essere un ritorno a casa, no? Un fare pace con una parte di me che insomma aveva le sue ombre. È un po' bisticciato. Hai fatto un po' pace con te, ma anche con la tua città. Questa quindi è proprio Rimini. Rimini, signore e signori, qui al Salotto. Una vela bianca sale sopra il grattacielo di una Rimini stregata, e sotto un velo nero assomiglia a un vagabondo perso sul marciapiede, con la sigaretta in bocca fugge dentro un bicchiere. Mon petit chéri, rappelle que nella vie n'est pas possible mentir. Mon petit chéri, rappelle que la vie est une grande folie. Sul ponte di Tiberio torna al gioco d'un bambino, nell'ombra delle sue manine il volo d'un gabbiano assomiglia ad un guerriero in sella al proprio destino, all'aria sognatrice e fiera di chi non teme la gloria. Mon petit chéri, rappelle que nella vie n'est pas possible mentir. Mon petit chéri, rappelle que la vie est une grande folie. Rappelle que nella vie n'est pas possible
une grande folie. Elena Sanchi, questo è un pezzo, c'è anche il ritornello in francese, io sul francese mi perdo, su fino a Petit Chéri, poi dopo Folie la vie, però insomma, anzi un motivo in più per andare e prendersi questo CD che adesso chiaramente noi ce l'abbiamo qua fisicamente, si chiama Risveglio, ma si può trovare anche, come si dice adesso, nei digital store, su Spotify, su queste cose qua, no? Esatto, sì, sì. Basta fare soltanto che cosa? Elena Sanchi, Sanchi. iTunes Lo so che però, Risveglio. Risveglio, è appena uscito, quindi è anche una cosa che dice mi sono proprio appena risvegliato, un risveglio fresco e quindi diciamo è consigliatissimo. Nel frattempo siamo contenti anche che ci siano molte visualizzazioni, perché giustamente è una presentazione che tu stai facendo qui di questo tuo lavoro in una maniera così lasciami dire intima, anche perché solo appunto chitarra e voce, qualche altra così effettino. Con quale altro brano continuiamo nell'esplorazione, diciamo, di questo tuo nuovo lavoro? È un altro brano che ha un ritornello in francese, in inglese, No. in spagnolo? Ho finito le parole francesi che conoscevo, no scherzo. Si intitola Sulla mia pelle e parla del mio rapporto con la musica in particolare. Sulla mia pelle. Ci sono strade sommerse nel vuoto dell'anima, seguono il senso del fiume, la libertà. Basta solo fermarsi in silenzio ad osservare oltre l'azzurro che c'è di te. Ci sono strade nel vuoto dell'anima, seguono il senso del fiume, la libertà. Basta solo fermarsi in silenzio ad osservare oltre l'azzurro che c'è dentro di te. Sciogli i capelli così, muovi i tuoi baci fuori e dentro me. Forte il desiderio nell'aria, sulla mia pelle, sulla tua pelle. Ci sono voci, suonano dentro come la musica, capace di guarire dal sonno ogni verità, come un risveglio provato dopo un lungo viaggio, come un miracolo, un miracolo. Sciogli i capelli così, muovi i tuoi baci fuori e
tua pelle. Ci sono voci che risuonano dentro come la musica. Elena Sanchi, questo era Sulla mia pelle. Abbiamo avuto modo di scoprire, diciamo, in parte questo tuo nuovissimo lavoro, di addentrarci un po' in questa tua nuova avventura in qualche modo, perché è un po' una sorta di partenza ma anche di ritorno, se non ho capito male il concetto di questo tuo risveglio. Allora ci saranno però, tra l'altro lo diciamo anche per chi ci vede da casa, perché qui altre date sono già, basta andare sulla pagina Facebook di Elena Sanchi, insomma le trovate segnate. Noi chiaramente siamo stati tra i primi e siamo contenti di questa cosa qua. Grazie, Mauro. Speriamo insomma di rivederti prestissimo, però vorremmo chiederti con che brano adesso vuoi salutare, diciamo, qui il Lab, la Zenith Room e il Salotto. Hai scelto un brano da Cuore Migrante, no? Vai avanti con... No, No, vorresti... giusto, No, non lo so. No, io non volevo scherzare, adesso era una cosa un po' retorica, non volevo deviare, siamo entrati in questo viaggio qui del risveglio e sentiamo... Tradire e fare facciamo. Tra il dire e il fare No, e poi... è tradire tutto attaccato e fare. Perché io pensavo sempre al È un mare, giochino capito? di Allora parole. volevo andare subito là, invece è tradire e fare. Ma con l'accento o senza? Vabbè, lo scopriremo ascoltando Elena Sanchi. Ho un lapsus. Figurati che ci ho lavorato, io non posso chiamare lapsus. Se vuoi- Come funziona quando c'hai il Non lo lapsus? so, io, se vuoi posso improvvisare una cosa io, ma mi sa che ti porto ancora più fuori strada, ecco. Mi serve un incoraggiamento. No, ma ti capisco, ti capisco. Cioè, devi fargli un accordo, fagli un accordo. È la prima parola che- Hai ragione, fagli sentire dov'è l'accordo, sennò poverina, io la capisco, perché ci sono dei momenti in cui un cantante pensa talmente ai fatti suoi che poi della tonalità, hai capito? Attenzione, forse con questa storiella dell'accordo siamo riusciti a... no, ma io ti capisco, sono cose che succedono, signore, è il bello della diretta, ma dal disco però tu non so se riesci a leggere il CD così soltanto guardandolo, io magari c'hai questi grandi... Ah, il testo dici, vabbè, ma il testo, quello perché tu non ti sei portato... Brava, per Così farlo faccio vedere, vedere. brava, fallo finalmente vedere, e questo è veramente, è l'arte dello spettacolo, fallo vedere, guarda che bel blu che c'è, No, è un disco giallo anche. un disco giallo. E poi vado alla traccia numero Però la copertina è blu, 4. la traccia numero 4, la copertina è blu, si intona perfettamente anche col tuo basco, devo dire che è una È scelta. tutto voluto.